silenzio muore solo in cielo, un nuovo giorno se ne va, passa e va per la sua strada. Un cavallo bianco come un velo, via da qui ci porterà, ci segnerà la nuova strada. Anche il canto dell'aurora è muto ormai, tace il mare, il vento è tutto intorno a noi, ma nel risveglio come un eco corre e va, un dolce canto di emozioni e libertà. Corre quel cavallo bianco ancora, guarda dove arriverà, se arriverà alla sua meta. Tra le nuvole del cielo porterà il calore delle stelle su di noi, ma nel risveglio la mia mente corre e va per strade arcane infinite senza età, e le tue mani suonano dolci note per me, seguendo un canto che ormai lividi non ha. Veramente a Salli, rigorosamente dal vivo col suo cavallo bianco. Ma che cavallo bianco alato ci vorrebbe per il professore Giuseppe Falsone, che è riuscito a superare questo cielo immenso con questo cavallo, e raccontiamo la sua storia, ma salutiamo anche Antonella Gazzi, che è una disperata. Allora, professore, si presenti, racconti un po' cosa è successo all'improvviso in questa scuola e soprattutto a lei.
Allora, vabbè, io sono Giuseppe Falsone, insegno all'Istituto Comprensivo di Paese Casteller e tengo a dire innanzitutto che sono vittima di un sistema che in qualche modo mi ha messo in seria difficoltà quest'anno. Ma non sono l'unica vittima, io sono qui anche a portare un messaggio di uno stato di disagio in cui versa la scuola e l'avete visto tutti comunque, l'avete sentito e visto tutti in questo periodo. I casi di aggressione ai docenti sono numerosi. Da parte dei genitori? Da parte dei genitori, in qualche caso anche da parte degli alunni. Mi ricordo l'alunno di Lucca con il casco che minacciava il professore. Vengo a portare un messaggio di disagio, un messaggio di emergenza da parte della scuola e mi spendo in prima persona proprio perché io sono stato protagonista di uno di questi episodi. Raccontiamo la sua storia, professore. Brevemente è successo che il 21 di dicembre vengo contattato da un collaboratore scolastico che ha difficoltà nel chiedere a un alunno di uscire dall'atrio e raggiungere il cortile della scuola. È il regolamento del nostro istituto che nel momento in cui c'è la ricreazione tutti escano dall'atrio e si raggiunga appunto il cortile. Dopo 3 volte che lui l'ha sollecitato è venuto a chiedere l'aiuto di un insegnante perché il ragazzino non ubbidiva, non essendo lui un collaboratore scolastico e non un insegnante, ha chiesto un po' più di autorevolezza. Allora sono intervenuto io a supporto del collaboratore scolastico, sono andato al ragazzino, ho chiesto al ragazzino di uscire e di rispettare il regolamento, ma il ragazzino ha risposto picche perché lui aveva freddo. Gli faccio presente che tutti gli altri sono nella stessa identica condizione e lui si rifiuta costantemente di uscire, al che sono costretto comunque ad accompagnarlo con una mano sulla spalla fino al corridoio che poi avrebbe dato alla porta. Lui ovviamente fa resistenza a questo mio accompagnamento, io con la massima gentilezza comunque cerco di vincere la resistenza perché devo, è il mio lavoro. Sì. Nel momento in cui raggiunge la porta lui si gira con degli occhi incendiati di odio e si fa la ricreazione. Dal minuto dopo in cui finisce la ricreazione chiede di chiamare casa, vuole l'intervento dei suoi genitori, avvisa gli insegnanti e chiede la possibilità di chiamare casa nella sua lingua, lui è un ragazzino straniero. E nel pomeriggio iniziano le telefonate a scuola dei genitori, telefonate minatorie in cui chiedevano assolutamente di parlare con il docente, io faccio presente che c'è un orario con il quale parlare con il docente, si presentano il giorno dopo a scuola, ma il 22 è un venerdì ed è il mio giorno libero, ancora molto arrabbiati per quanto è successo secondo la versione del ragazzino. Il 24 io vengo convocato in presidenza e il mio colloquio con la preside viene interrotto da queste urla che ci sono nell'atrio della scuola, personale terrorizzato, ragazzini terrorizzati, insegnanti disturbati, loro volevano parlare con il professor Falsone. Noi siamo costretti a interrompere il colloquio, la mia dirigente esce comunque per interagire con la famiglia che non ne vuole sapere. Per calmare un po' gli animi, diciamo. Giustamente, la famiglia non ne vuole sapere, vuole il professor Falsone, finché io vengo scorto mentre sono in segreteria. La segreteria ha una porta a vetri, la dirigente mi ha consigliato di nascondermi all'interno della segreteria visto che loro cercavano me e così ho fatto. Segreteria la porta a vetri. Padre, madre e fratello maggiore vengono a fare questa piazzata punitiva nei miei confronti. Fratello maggiore che nazionalità, mi scusi professore? Sono rom. Ecco. Io non volevo dirlo, ma... Ecco. Sì, vedete, questo contassi fino a un certo punto, nel senso che tanti altri episodi di aggressione anche da parte dei genitori sono stati fatti da parte di italiani o comunque di altre nazionalità. Quello che è importante è che però erano delle persone che già si conoscevano e si sapeva che erano un po' pregiudicati, si sapeva che ecco, non era... Sì, la storia familiare si sapeva un pochino. Esatto, diciamo che questo si sapeva. Il ragazzino mi scorge in segreteria e quindi facendo i genitori che io sono all'interno della segreteria, questi spingono per entrare. Io mi vedo costretto da uomo a uscire, visto che in segreteria c'erano altre 2 donne e visto che l'oggetto del contendere ero proprio io, ma questi non hanno voluto saperne nulla di dialogare con me, si è arrivati subito alle mani, sì che il ragazzo di 16 anni mi ha colpito da dietro, mentre io non potevo guardarlo perché nessuno lo stava curando, con uno schiaffo sulla nuca, e il padre, mentre mi giro per vedere chi è stato, mi assesta un altro schiaffo dall'altra parte, finché vengono finalmente contattati i carabinieri, aggressione, nel frattempo ci sono state le minacce anche di morte. Senta professore, nel momento che si viene aggrediti, che guardi in faccia queste persone, cos'è che vedi? Vedi rabbia?
vedi arroganza, strapotere, perché loro si sentono in qualche modo come indistruttibili, loro sono vincitori, loro hanno la priorità su di te. Allora, cosa si prova, professore? Allora, io non voglio essere falsamente perbenista, dico la verità, a mio avviso sembra che queste persone abbiano tutti i diritti e nessun dovere. Questa è l'impressione che ho avuto quando sono venuti ad aggredirmi, perché la scuola per queste persone ha sempre fatto tantissimo, venendo incontro alle loro esigenze, sia in termini di orario, sia in termini di insegnanti, sia in termini comunque di programmazione adattata ai loro alunni, sia chiudendo ogni tanto un occhio sulle malefatte che sono state fatte. Di contro loro ripagano senza nemmeno sentire la versione dell'insegnante, come se dovessero venire ad affermare comunque il loro potere. Ecco, questo sì, l'ho avvertito pesantemente. Tuttavia lo schiaffo morale grosso, lo schiaffo grosso se vogliamo, non è stato questo, è stato che al ritorno dalle vacanze di Natale, prima di entrare in classe mi viene consegnato un provvedimento disciplinare in cui io sono sotto indagine. Lei? Io sono sotto indagine, è un avvio di provvedimento disciplinare, io sono sotto indagine per accertare, visto che questo genitore ha denunciato il fatto che io abbia maltrattato il suo bambino, per accertare se io effettivamente mi sono comportato così. Ecco, questo per me è stato lo schiaffo grosso, certo, perché bastava sentire i testimoni per sapere che il professore si è comportato secondo quello che prevede comunque il regolamento. Ma ciò non basta perché dopo quello che è successo ci sono state delle altre vicende di carattere prettamente didattico sulle quali ahimè non posso parlare perché sono coperte da segreto di privacy, per cui non ho trovato assolutamente la collaborazione ad esempio del consiglio di classe di questo alunno non è mio alunno, è un ragazzo sul quale sono stato chiamato ad intervenire. Non ho trovato la collaborazione della maggior parte del consiglio di classe e c'è stato il rifiuto perentorio di prendere qualunque tipo di provvedimento disciplinare nei confronti di questo alunno. Secondo lei non si avvisa un po' di paura da parte di questo consiglio di classe di fronte a questi episodi, ma soprattutto a questi personaggi? Perché sa, professore, io l'ho vissuto col Banco Solidale, quello che ha vissuto lei, che arrivano, pretendono, diventano prepotenti, aggressivi. Se tu sei fragile, basta, è fatta. Allora, professore, anche qua, intanto le porte della scuola, a mio avviso, dovrebbero essere più chiuse, cioè non è che la gente possa entrare così tranquillamente su orario di lezione, le porte dovrebbero essere chiuse e non si entra, proprio a tutela e anche a rispetto dei stessi docenti. Ma quello che mi fa un po' pensare, non c'è un po' troppo buonismo verso questi atteggiamenti, verso queste persone? Tutto sommato si cerca sempre di mettere delle pezzette invece di proprio tagliare il pezzo marcio che sono le famiglie, perché qua parliamo di famiglie. Questo ragazzo si sentiva protetto dalla famiglia, quando lui ha fatto questo gesto verso di lei sapeva benissimo che era protetto o no, professore? Il ragazzo da un minuto dopo che è successo il fatto ha già pensato di chiamare la famiglia affinché venissero a picchiarmi, quindi probabilmente è chiaro che lui eredita un sistema di pensiero e una cultura di tipo violento comunque e quindi di questo io non posso incolpare il ragazzo, nel senso che a 12 anni non hai ancora la possibilità di capire che cosa è buono e che cosa non è buono. Certo è che se tu vai a casa e racconti le cose come non sono, di questo sì posso incolpare il ragazzo. Certo. Allora lei mi fa una domanda da educatore. Io faccio fatica adesso a darle un'opinione precisa perché essendo io oggetto del contendere, qualunque cosa le dica sembra che ci sia un po' di rivalsa in quello che voglio dire. Allora io le garantisco che provo a essere il più professionale possibile. Se fosse stato mio figlio, un ragazzino di questo tipo, se avete fatto, allora prima di tutto avrei chiesto io di bocciare mio figlio, ok? Perché credo che dal punto di vista educativo o io gli insegno queste cose quando ha 12 o 13 anni o non gliele insegno più. O gliele insegno più. A 30 anni non gli fai capire che ha sbagliato. A 30 anni determinati comportamenti e modi di pensiero ormai si sono stabilizzati e sono assodati. Da genitore mi sarei interrogato sicuramente sul perché mio figlio abbia fatto una cosa del genere, ma come adulto l'errore più grosso che ho fatto sicuramente non è stato quello di credere in mio figlio, ma di non sentire nemmeno la versione della scuola o di non volerla sentire. Quindi secondo me l'obiettivo non era quello sicuramente di andare a capire che cosa era successo, ma di far vedere chi comanda, e questo ricorda un pochettino anche, richiama quello che ha detto lei prima. La storia va avanti poi che
sconfortato dal fatto che l'unico provvedimento che ha preso la scuola sia stato contro di me, peraltro poi chiuso a tutti gli effetti, cioè si certifica che io non ho fatto assolutamente nulla contro il ragazzino, e allora se i genitori sono intervenuti vuol dire che qualcuno li ha chiamati. Se non è stato il prof che si è comportato male, un responsabile ci deve essere. A me sembra ovvio che sia stato il ragazzino, no? Allora sospendiamo qua e sentiamo il punto di Leopoldo Bottero e poi ritorniamo dal professore. Stanno passando i 100 anni dalla grande battaglia del solstizio, l'ultima battaglia della prima guerra mondiale qui da noi, battaglia che si è svolta proprio nei nostri paesi, a Fagarè, a Nervesa, a Papadopoli, in tutti i nostri posti, sul Piave, sul Montello, sul Grappa. A me non piace sentire qualche commentatore che dice questi soldati combatterono per la nostra libertà. Non hanno combattuto per la nostra libertà, hanno combattuto per due motivi ben precisi. Primo, per allargare i confini della monarchia sabauda che voleva più territorio, e secondo perché dietro ogni battaglione che andava all'assalto c'era una squadra di carabinieri con la mitragliatrice che sparava a chi tornava indietro. Quindi siamo seri su queste cose. 100 anni fa sulle nostre terre gli ultimi 200.000-300.000 ragazzi di entrambi i fronti furono mandati a morire per delle monarchie feudali che ancora dominavano la scena europea. E hanno scritto delle grandi pagine di eroismo, eccetera, poi alla fine è finita che l'Italia si è presa la provincia di Bolzano, che non è mai stata italiana, che adesso come adesso con l'Austria, con la Germania, con l'Ungheria siamo soci, siamo nell'Unione Europea, e quindi bisogna riflettere su questa guerra e riflettere anche su tutta la retorica che si è sparsa abbondantemente e abominevolmente. Per esempio la grande vittoria italiana, ricordiamoci che il 4 novembre, il 30 di ottobre era successo che l'Ungheria si era tolta dalla guerra, aveva dichiarato l'indipendenza e tutti i soldati ungheresi stavano tornando a casa di corsa, e quindi tutte le divisioni che si trovarono davanti gli italiani erano almeno dimezzate. E questo sarebbe una bella cosa da spiegare anche nei libri di storia, non tagliando e sorvolando. Poi volevo spendere anche due parole sull'attualità. Io mi ricordo quando andavo a scuola, se per caso mio padre veniva a parlare con i professori e questi gli dicevano che non mi ero comportato bene e che avevo preso un brutto voto, poi erano cavoli miei, come è stato nel caso dei miei figli. Adesso invece sembra che sia cambiato, c'è un genitore che va a parlare con i professori, invece che di andare a casa come si dice, e passare via di fatti con i figli, passa via di fatti con i professori. Io non credo che sia un bel sistema, non credo che sia educativo, credo che in questi casi bisogna prendere provvedimenti molto seri, sia nei confronti della famiglia, perché evidentemente è una famiglia non adeguata a educare i figli, ora si tolgono i figli per molto meno. E un'altra cosa è la scuola. Come mai la scuola è arrivata a questo punto qua? Chiediamocelo e facciamo un'ispezione. È il preside, i professori sono in grado di gestire queste cose qua o è necessario prendere dei provvedimenti ulteriori? Io credo che dell'educazione fa parte anche la disciplina, il rispetto delle autorità costituite, compresi i professori che hanno il compito di educare gli allievi. Allora salutiamo Leopoldo Bottero con il suo punto. Ha sentito, professore, cosa ha detto Leopoldo Bottero. I genitori dovrebbero essere educati, ma mi sembra che ce ne siano un po' troppi di genitori maleducati, e soprattutto mi viene in mente quella lettera che un ragazzo ha scritto al suo papà e ha detto: lasciami giocare. L'ho letta. L'ha letta, professore? L'ho letta. Allora mi sembra che il ragazzino sia il papà e che il figlio sia invece l'adulto. Ma secondo lei come mai questi genitori non riescono a crescere e a capire quanto male fanno con questo loro comportamento nella crescita e nell'educazione dei loro figli? Allora, è un tema che ho voluto approfondire, perché visto quello che mi è capitato ho voluto andare un pochettino a fondo. Ne parlai ancora qualche anno fa con una psicologa, la quale mi disse:
ci sono adulti che hanno problemi ad essere adulti, figuriamoci a fare i genitori. Allora, che cosa è successo? È successo che c'è stata una grande trasformazione nelle famiglie all'interno di negli ultimi anni. In questa trasformazione sicuramente si è vista da una parte un po' disgregarsi la famiglia nel senso classico, certo. Pensiamo ad esempio ai figli dei genitori separati, sì. tanto per dire, e si è vista anche una grande trasformazione nella quantità di tempo che i genitori comunque passano con i propri figli, e quindi quel tempo è un tempo educativo, è un tempo in cui tu hai la possibilità di interagire con i tuoi figli. Adesso mi capita che arrivano dei genitori a parlare e dicono: professore, io ero a casa alle 7, sono stanco dal lavoro, non ho voglia di sentire tutte le storie che sono capitate, quanto tantomeno di mettermi comunque a fare i compiti con i miei figli. Quindi da questo punto di vista la famiglia comunque sta venendo a mancare. È per questo che io ritengo che la scuola debba in qualche modo, con le sue possibilità, lanciare un messaggio. Le aggressioni che avvengono nei confronti dei docenti o nei confronti dei dirigenti hanno tutte una stessa matrice, cioè il fatto che i genitori non riconoscono in se stessi quel difetto educativo che hanno avuto nei confronti dei figli, cioè in qualche modo la vivono come se fosse colpa loro, ok? E quindi come tale loro cercano qualcuno a cui attribuire questa colpa, e il primo educatore dopo la famiglia è sicuramente la scuola, è sicuramente il professore. Quindi non accettare la sconfitta del figlio e imputare questa sconfitta al genitore in qualche modo equivale a esautorarsi un pochettino delle proprie responsabilità educative. Perché non parliamo solo di ragazzi o famiglie disagiate, qua delle volte parliamo anche di famiglie molto agiate. Mi viene in mente quel ragazzo che è stato tolto il telefonino dalla preside, che si è presentato con i genitori e con l'avvocato. Cioè non c'è mai limite proprio al rispetto della persona, perché queste persone mancano di rispetto proprio alla scuola, perché un comportamento del genere in un istituto scolastico diventa un problema per tutti. Ma che messaggio è che dà? Ma questi genitori quando vanno a casa, secondo lei, ma si fanno un po' un esame di coscienza? Ma io oggi, ma che cretino sono stato, ma cosa ho combinato? Ma si porranno questa domanda, o secondo lei invece si sentono ancora vincitori? Ma lei ha sollevato altre due questioni. Da una parte una questione di normativa, cioè i genitori fanno questo perché la normativa fondamentalmente glielo concede. C'è la possibilità di fare ricorso per un voto, la possibilità di fare ricorso per una bocciatura, una normativa che mette ad esempio il docente sempre in difficoltà. Le faccio un esempio: dobbiamo andare in gita, sta al docente controllare se il pullman è a norma o la stanza d'albergo è a norma, come se noi fossimo dei meccanici o dei costruttori edili e sappiamo quali sono tutte le normative. Però siccome noi abbiamo l'obbligo di vigilanza nei confronti dei ragazzi, tutte le responsabilità sono addossate a noi. Allora una normativa di questo tipo è chiaramente una normativa che ci mette in difficoltà. Un docente che si rispetti dice: io in gita non ti porto più, perché la prima cosa che succede è c'è subito l'avvocato. Quindi questo primo. La seconda cosa è, e lo sto vivendo comunque in questo periodo, è un segno di resa da parte della scuola. Sì. Se sei un insegnante devi anche avere il coraggio di dire no, devi anche avere il coraggio di, come promuovi il buono che c'è alla scuola, devi anche mettere un paletto fermo laddove il limite non deve essere superato, e questa è l'educatività. Lo dice Poli, lo dice... Ma come mai, professore, lei ha chiesto il trasferimento? Allora, perché non combattere all'interno di questo proprio istituto dove è avvenuto il fatto, ma dire come me ne vado perché non c'è dialogo con voi? Ma fondamentalmente perché mi sento abbastanza da solo all'interno dell'istituto ed è difficile, cioè io dico, ci sono tanti eroi al cimitero. Allora io sto cercando di portare quello che mi è successo come esempio di quello che succede a tanti altri colleghi fuori dalla scuola, perché a scuola ho trovato spesso un muro di gomma o un muro di omertà. Anche se devo dire che ci sono tanti colleghi comunque che la pensano come me, però è chiaro che se dall'alto arriva un altro tipo di messaggio, gli insegnanti, che propriamente spesso non sono dei cuor di leone, si adeguano comunque a quel messaggio. Sono fortunato perché le idee che adesso io vi sto portando le ho condivise prima con altri colleghi, tra cui anche la coordinatrice di classe di questo ragazzo, la quale sposa. Ma quello che è scandaloso è che questo ragazzo è stato promosso, o mi sbaglio? Guardi, io devo dire, da docente ho anche chiaro il quadro scolastico di questo ragazzo e non posso assolutamente proferire parola. Dal punto di vista educativo io non credo che dire a questo ragazzo: guarda, non ti preoccupare, anche se hai mandato i tuoi genitori a picchiare un docente, tu puoi andare avanti lo stesso, ti diamo comunque la promozione lo stesso. E questo, quindi rimanendo solo nel campo, diciamo così, della condotta e del comportamento, mi sembra già
abbastanza grave. Ovviamente ci sono dei colleghi che non lo ritengono tale. Tu, ma Valentina, come mamma, sentendo queste parole, questo professore, cosa ti senti di dire? Cioè, come ti saresti comportata se tu fossi stata un insegnante al suo posto? No, meglio che non lo dica. Meglio che non lo dici, perché la rabbia è tanta, vero? No, perché per colpa di, adesso questo è un caso limite credo, no? Però per colpa di genitori che portano i loro figli come fossero degli eroi e quindi si occupano poco di loro, però vanno a dare due pugni all'insegnante se l'insegnante gli dice guardate che vostro figlio magari... per colpa di questi soggetti ci rimettono tutti, io l'ho vissuto in prima persona con la Beatrice, molte volte gli insegnanti hanno paura di andare un po' oltre quello che è anche la loro, legalmente voglio dire, Certo. il loro dovere, per paura delle denunce, cioè gli insegnanti, e di questo ne risentono tutti, non solo mia figlia che ha dei problemi di salute, ma anche tutti Hanno i bambini. paura perfino di respirare ormai gli insegnanti. Sì, Mi ricordo perché quel ragazzo vivono... che ha citato prima il professore, che quando questo ragazzo si è avvicinato con il casco a questo docente, la prima cosa il docente che ha fatto ha messo le mani dietro la schiena. Mi è rimasto talmente impresso questo fatto. Cosa vorresti dire tu, Stefania? Che è tutto riconducibile a quello che viene insegnato ai ragazzi, cioè il rispetto. Se non viene insegnato il rispetto non si arriverà mai da nessuna parte, è ovvio che succedono questi casi. E mi spiace proprio per i docenti, proprio perché se alla base della famiglia non c'è un'educazione fondamentale che si basa sui valori, non se ne va proprio fuori. Esatto. Allora io vi dico che invece noi i valori ce li abbiamo, noi abbiamo la notte del ricordo che vi facciamo vedere nella battaglia del solstizio all'abbazia di Sant'Eustachio. Andiamo. De Conti Mario, De Falco Raffaele, De Feo Luigi, De Pedro Pedro. Quest'anno celebriamo il centenario della battaglia del solstizio e siccome la battaglia del solstizio è iniziata alle 3 di notte, nella notte tra il 15 e il 16 giugno del 1918 e che abbiamo il sacrario che raccoglie tutti i morti del Medio Piave, l'idea era quella di declamare i nomi di tutti questi morti, di fare l'appello dei caduti. L'appello degli eroi del Piave. Nella notte del Montello, e precisamente a 100 anni dal loro sacrificio, una staffetta di voci li hanno voluti ricordare tra queste doline bagnate del loro sangue. E l'emblema della loro ultima battaglia è l'abbazia di Sant'Eustachio, muta testimone della devastazione di quell'anno, tra disfatta e vittoria, dove i volti di questi nomi hanno abbracciato la morte nella speranza di una vita migliore per tutti noi. I nomi che verranno declamati questa notte sono circa 6.100, 6.099 per la precisione. I caduti presenti al sacrario sono circa 9.300, però di questi appunto circa 3.000 sono ignoti. E ad un certo punto la notte ha voluto il buio tutto per sé, trasformando i lampi delle luci che tentavano di riaccendersi nei bagliori dei primi colpi di artiglieria di quel 16 giugno 1918. Una celebrazione, perché la notte del solstizio non è stata una rievocazione, ma un vero e proprio rito laico, per far rivivere almeno per un momento queste anime. Lo scopo di questa idea è quello di tramandare ai nostri ragazzi, ai nostri giovani, il ricordo di un evento così tragico che è stato per la nostra comunità, in modo che non si possa più commettere quegli errori. Non si possa più commettere quegli errori, invece di errori ne vediamo tutti i giorni tanti, le guerre continuano, le battaglie continuano e che muore sempre la povera gente. Di sicuro questo non fa bene a nessuno, ma sono guerre solo per il potere, per il dio denaro, solo questo c'è. Allora andiamo dal dio denaro a parlare con Antonella Gazzi, che viene da Rovigo, che voi avete già conosciuto tempo fa, ma che lei veramente non ce la fa più, perché il dio denaro lei non sa neanche cosa sia. Mi ha chiamato, era disperata, mi ha detto Mirella, io non ho neanche i soldi per uscire di casa. Cosa succede nella tua vita, Antonella? Racconta cosa succede nella tua vita. Niente, da quando è morta la mamma io sono proprio in crisi, proprio crisi totale. Bollette, affitto, luce, tutto. Tu non lavori? No, non lavoro. E non trovi lavoro? Sto mettendo tutte le mie potenzialità, tutto il mio da fare, ma non si riesce a trovare niente, Mirella, niente. Ma Rovigo è una landa desolata
Oppure perché è enorme, sono proprio una pianura piatta dove c'è tanta agricoltura però. E sì. neanche là non si trova lavoro, Antonella? No, perché ho problemi di salute anche, Mirella. Sì, ma c'è lavoro oppure non ce n'è proprio? Non ce n'è proprio. Non c'è lavoro, Sai che cosa prendono, Mirella? Prendono tutti gli extracomunitari. Secondo te danno lavoro a queste persone? Sì, danno lavoro alle persone, quelli che gli danno 2-3 euro al giorno. E perché tu sei qua oggi? Cos'è che vuoi chiedere, Antonella? Un lavoro, una dignità? Cosa vuoi chiedere? Soprattutto un lavoro di far pulizie nei bar, nei locali, nelle banche oppure... Ma tu vai a vedere, sì, che ci sono andata, sì, e qual è la risposta che ti danno? Qual è, Antonella? Che devo lasciare un curriculum, devo fare un curriculum e dopo mi daranno una risposta se trovo. Però risposte non ne arrivano. Allora tu sei qui ai Veneti Schiacciati perché l'appello che tu vuoi fare è quello di cercare un lavoro. Un lavoro, sì. Ma l'amministratore sei andata, vai, cioè ti confronti, vai ai servizi sociali? Sono andata in comune, mi hanno detto che mi devo far sulle maniche, mi devo arrangiare. E andare adesso nelle stazioni balneari, vedere se si trova qualcosa, visto che adesso si spera, si apre questa stagione delle vacanze, chiamiamola così. Sì, anche lì dopo, Mirella, ti guardano dalla testa ai piedi. In che senso? Vogliono vedere anche le persone più giovani. Perché secondo te sei troppo vecchia per andare a lavorare? Per andare a lavorare. Allora, noi che non guardiamo l'età e non guardiamo se sono vecchi o giovani, vediamo che è andato il vostro assegno solidale questa settimana. Ciao grande famiglia, oggi siamo ancora una volta negli studi di Rete Veneta, perché daremo qui l'assegno. E a chi lo daremo questa settimana? Venite a vedere. Ecco qua, qui siamo vicino a questa coppia che voi avete già conosciuto, che sono venuti in trasmissione. Irene è ammalata, ha dei grossi problemi, lui non lavora e non ce la fanno a vivere. Hanno anche uno sfratto che se non paghiamo qualche affitto non so cosa succederà, lei non vuole andare su una strada. Allora, iniziamo subito da Jean-Pierre. Cos'è successo, Jean-Pierre? Niente, purtroppo mia moglie si è ammalata di reni, ha avuto 2 trapianti di reni, di quali uno è andato male. Adesso ho dovuto mollare il lavoro 4 anni fa per stare vicino a mia moglie perché ne aveva molto bisogno, sperando che lo Stato mi aiutava con 30 anni di servizio, e invece ho 59 anni, adesso sono veramente in crisi completamente. E non stai bene neanche tu perché tu hai un inizio di Parkinson? Sì, da bambino mi hanno trovato questo Parkinson che un po' alla volta degenera direttamente, vuoti grandissimi di memoria, ricordarmi i nomi o le vie o altre cose. Ascolta Jean-Pierre, ma pensavi di una coppia così bella, così unita, di finire così? Perché voi avevate anche un appartamento, però anche là è arrivata una truffa. Sì, ora prima truffa è stato il cuore che abbiamo io e mia moglie, che quando vediamo persone in difficoltà, sapendo cos'è la difficoltà, aiutiamo le persone. Seconda, abbiamo avuto una truffa perché abbiamo comprato un locale pensando il nostro futuro, ho versato 40.000 euro, dopo c'è stata una truffa, il locale costava 100.000 euro, 60.000 euro dovevamo pagarli in 5 o 6 anni, invece appena dati i soldi, dopo un mese ci hanno telefonato che volevano tutti 60.000 euro nel momento Perché poi succede anche questo, cioè quando piove dentro, piove dappertutto, proprio si allaga la casa, come in questi giorni, infatti loro hanno avuto anche la casa allagata, perché non c'è mai abbastanza al peggio. Sono molto fragili queste persone, sono delicate, sono gli avvoltoi in giro che non vedono l'ora di trovare queste persone, proprio per depredarli di tutto quel poco che a loro rimane, perché queste persone ci sono in giro e poi fanno i VIP magari queste persone. Allora Irene, tu cos'è che vuoi dire? Come stai intanto? Io non sto bene. Scusate. Non sto bene perché ho tanti problemi e io ho paura di andare via di casa
Tu hai paura di finire su una strada, hai detto quella sera in trasmissione. Io non voglio finire in una strada. No, io non voglio finire su una strada, sperando di avere una possibilità, di trovare una casa un po' che mi stia bene a me, che mi stia bene anche a mio marito, a tutte e due. E soprattutto un lavoro anche per tuo marito. Sì, anche per mio marito un lavoro qualsiasi cosa. Secondo te, Irene, sarebbe utile il reddito di cittadinanza che tanti criticano e invece io sono a favore di questo reddito di cittadinanza, specialmente per coppie come voi all'interno di un percorso di lavoro? No, non lo so questo, ma penso di sì, perché certe persone che hanno bisogno come noi, penso che anche altre persone hanno bisogno di questo aiuto molto grande, molto speciale. Allora, voi non lo sapete, ma io che li seguo da un periodo, allora lui è come suo angelo custode, non la lascia un secondo, perché lei purtroppo ha dei grossi problemi di salute. Però è un angelo che vuole molto bene a questa donna, lei vuole molto bene a questo uomo, però cos'è che manca? Cioè non si può vivere due cuori in una capanna, ci vogliono soldi per vivere. Allora guarda Irene, noi intanto ti diamo un sostegno. Allora eccolo qua. Allora, questo è l'assegno che voi, grande famiglia, grazie ai vostri contributi che ci avete donato in questi anni, riusciamo a far ispirare queste persone, perché loro con questi soldi pagheranno l'affitto, perché sono 2 mesi, 3 di arretrati, perciò noi daremo la possibilità almeno di far stare tranquilla Irene, che non sarà su una strada, perché voi sapete che quando voi pagate anche solo una rata di affitto, il giudice è clemente, nel senso che dice beh, questi hanno buona volontà, aspettiamo prima che arrivi lo sfratto. Allora ecco qua Irene, questo è l'assegno della grande famiglia, io so che te lo meriti perché sei una persona per bene, come lo è Jean-Pierre, purtroppo molto fragili, anche molto ingenui, ma uno nasce anche così e poi la vita riserva queste cose. Io vi ringrazio, vi saluto, cosa vuoi dire Irene? Io dico solamente grazie di tutto e grazie a te Mirella che ci aiuti tanto. E tu cosa vuoi dire alla grande famiglia? Grazie di tutto quello che fate, è un dono che fate meraviglioso per tutte le persone. E anch'io vi dico grazie, 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 cosa farei senza di voi? Ciao! Cosa farei senza di voi? Io dico veramente grazie, io ho visto le ricevute, sono stati pagati gli affitti, stiamo facendo respirare questa famiglia, io spero tanto di trovare anche un lavoro a Jean-Pierre, vediamo se riusciremo, qualcuno si faccia avanti perché hanno veramente bisogno di essere aiutati, io non sto scherzando ma sono persone anche molto ammalate e non è possibile non avere neanche soldi per curarsi. Allora speriamo che venga fuori questo lavoro e che veramente porti un po' di felicità, un po' di serenità soprattutto a questa coppia che è già molto provata perché il male purtroppo è veramente grande. Allora visto che il mare è grande, visto che noi siamo sempre, che nuotiamo nel mare, anzi sono sempre buttata nell'oceano, vediamo il prossimo servizio e vedrete la sorpresa.
Allora io devo ringraziare tantissimo il nostro regista Fabrizio Bazzoni, che con il suo drone è volato sul Monte Tomba per farci vedere e farci ricordare queste immagini bellissime, ma soprattutto ritorniamo sempre a questa guerra micidiale. Io penso che parlarne è sempre meglio, anche per rispetto di tutti quei giovanissimi morti che ci sono stati. Non dobbiamo dimenticarli, io penso che ogni giorno dovremmo ricordare queste persone e far vedere questi servizi. Ti ringrazio Fabrizio, ringrazio tutti i tecnici che hanno tanta pazienza con la Mireluccia, e adesso lasciamo con una canzone bellissima alla nostra Selli, che ci canterà. Selli? Con te partirò. E noi partiamo con tutti voi. Sono solo e sogno l'orizzonte, manca le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, sulle finestre mostra tutto il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto passato con te. Adesso sì, vivrò con te, partirò su navi per mari, io lo so, non esistono più, con te io rivivrò. Quando sono l'orizzonte, manca le parole. Tu sì, lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me, con me, con me, con te partirò, paesi che non ho mai veduto passato con te. Adesso sì, vivrò con te, partirò su navi per mari, io lo so, non esistono più, con te io vivrò, con te partirò su navi per mari, io lo so, non esistono più, con te io vivrò, con te partirò. Brava Selli! Alla prossima settimana, ciao, lunedì, ciao!